Oggi è lunedì 11 gennaio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 11 gennaio 1846. Viene inaugurato il Gran Ponte della Laguna Veneta. Il ponte ferroviario di 3.850 metri che congiunge la terraferma con il centro storico di Venezia. È l'unica via di collegamento fra le due parti. Fa parte della ferrovia Ferdinandea, la linea ferrata del Regno Lombardo-Veneto che unisce Milano e Venezia. I lavori erano stati affidati 5 anni prima all'imprenditore Antonio Busetto Petic. Il progetto prevedeva anche la realizzazione di un acquedotto che, raccogliendo l'acqua del fiume Sile, doveva risolvere i problemi dell'approvvigionamento idrico del centro storico di Venezia. Il ponte ferroviario, realizzato con 75.000 pali di pilotaggio e 222 arcate in muratura, viene terminato il 27 ottobre 1845. Poi iniziano i lavori per la realizzazione di 2 binari ferroviari. Il 4 gennaio 1846 viene effettuato il primo viaggio ferroviario di prova. 3 giorni dopo l'inaugurazione del ponte, il primo treno parte dalla stazione di Santa Lucia a Venezia. Nel 1933, con il nome di Ponte Littorio, viene inaugurato parallelamente a quello ferroviario un ponte stradale. Dopo la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il complesso delle opere ferroviaria e stradale viene chiamato Ponte della Libertà. Nel 1970 la sede ferroviaria viene raddoppiata in larghezza per portare i binari da 2 a 4. La cerimonia per la posa della prima pietra del ponte ferroviario si tiene sul lato della terraferma il 25 aprile 1841 da parte del viceré del Regno Lombardo-Veneto, l'arciduca Ranieri Giuseppe d'Asburgo-Lorena. Oltre alla prima pietra vengono deposte 2 monete d'oro. Successivamente, delle variazioni del progetto spostano l'inizio del ponte, che quindi si trova 30 metri distante dal luogo di posa della prima pietra. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.